hanno preparato alcunché, se non ringraziare Roberto e Giovanna per questa opportunità che danno a tutti di rimettere un po' in discussione il nostro lavoro. Io ho accettato di partecipare a questa esperienza dopo una certa domanda che mi sono posto. C'è proprio bisogno oggi di un'altra rivista. Prima di partecipare uno deve pensare, perché tra i coinvolgimenti che abbiamo come professori universitari, in collane, in comitati scientifici, di riviste, di libri, di iniziative culturali, è talmente pervasiva che a volte mi chiedo a me stesso se è veramente seria la mia partecipazione a tutte queste iniziative e magari selezionare le quali diventa motivo anche di orgoglio rispetto a qualche anno che avanza, di esperienza e quindi di selezione. Quindi ho riflettuto prima di partecipare, perché ho partecipato e sono contento di averlo fatto e non ho risposto alla domanda che mi ero fatto se c'era bisogno di un'altra rivista, ma c'era sicuramente bisogno di quel luogo che forse oggi ancora più di prima XY rappresentava e oggi rappresenta. Voglio dire, qual è l'immagine, visto che si parla di immagine che XY porta avanti? Perché a sua volta questa rivista diventa immagine di qualcosa, di un dibattito che oggi mi pare, conoscendo un po' il campo, ho avuto anche qualche esperienza più di recente, tipo il GEV nella VQR, cioè ho visto passare davanti a me migliaia e migliaia di produzioni scientifiche sull'argomento, non è così diffusa e oggi a maggior ragione forse serve. Parlo di una complessità che ormai ha pervaso il nostro lavoro a tutti i livelli, tanto da porre dei problemi di identità ad un architetto. Io faccio studio l'architettura, la insegno e cerco anche di farla quando posso. Problemi di identità tra mestieri, intellettuali, produttori di cultura come professori universitari, scrittori, produttori di libri, di articoli. La complessità che ci pervade richiede a noi un ampliamento dello spettro della conoscenza che, se non è condotto con un certo rigore, una certa etica, rischia di farci perdere il senso di quello che facciamo, gli obiettivi, e di ridurci poco profondi. Proprio oggi a pranzo insieme ad altre persone, prima di venire qua a Roma, ci chiedevamo come questa contemporaneità che ci chiede un ampliamento delle nostre occupazioni, del nostro sentire, dei nostri interessi, che in questo caso va da scienze e arte, che come penso a Martin Kemp, ad esempio illustrissimi, è già stato trattato, ma oggi sia l'uno che l'altro, cioè sia l'arte che la scienza, ha ampliato ancora di più il proprio spettro. Allora, se questo ampliare corrisponde ad un assottigliarsi della profondità, rischia di diventare superficialità, ed è il rischio che la complessità di questi giorni ci pone. Se noi, volendoci occupare un po' di tutto, e siamo costretti dal quotidiano ad occuparci di molte cose, di cose che comunque vengono contaminate, rischiamo di avere un atteggiamento poco profondo, molto superficiale, perché, come dire, il volume poi è finito. Quello che noi riusciamo a fare, che conteniamo nel nostro cervello, nelle nostre teste, ha un limite, non è infinito. Allora, come combattere questa superficialità? Come si fa ad ampliare lo spettro e a mantenere una profondità tale per cui quello che facciamo ha ancora un senso ed ha ancora un'utilità? Stando insieme, mescolando le esperienze e raccontandocele un po' a vicenda. Vedo in questo tentativo nuovo di XY una risposta, non mi ricordo, Fabio Quiz, che richiamava la storia, a mio avviso migliora rispetto a quella del passato, perché quella del passato, per quanto un po' antagonista, per quanto un po' foriera di un'espressione fuori
dalla linea principale dell'area, però aveva sempre un ambito speculativo, cioè c'era una finalità. In questo nuovo XY trovo molta più trasversalità, anche dagli interventi che ho letto e dagli incontri che avevamo fatto proprio a Trento, mi sembra, di condivisione un po' della linea tra di noi, per vedere le cose che c'erano da fare, un maggior rispetto reciproco. Per ormai tutti si è convinti che si è I need, cioè dico in inglese, il bisogno di avere dagli altri quell'aspetto, quella particolarità che approfondisce il nostro sapere. Senza gli altri apporti, penso che emerga, se avrete la pazienza di guardare gli articoli un po' di tutti, senza gli altri apporti anche un singolo di questo intervento diminuisce, si accresce degli apporti degli altri. Questa è la ragione per cui ho accettato, mi fa piacere esserci, se potrò ritornarci per qualche episodio in futuro o con qualche altra collaborazione sarò felice di farlo. Grazie a voi. Ha fatto bene Gian De Biagi a fare questo sorta di rappello all'ordine, questa idea della continuità e dell'importanza della vicinanza con gli altri. Un altro invito che farei io a De Rubertis è quello di mantenere la dimensione alta dei principi vescovi. Penso a Bernardino Claes e il suo Castello del Buon Consiglio, dove riusciva a portare una sorta di cenacolo straordinario da Dosso Dossi, dalle ambiguità di Dosso Dossi al ripensamento di un altro rinascimento di Girolamo Romanino, e a coinvolgere all'interno appunto forze straordinarie, intellettuali importantissimi di quegli anni, e ad avere sempre meno preoccupazioni invece delle urgenze delle aree bibliometriche. Il rischio appunto di una rivista che vuole mantenere questa sorta di trasversalità, di accesso pluridisciplinare, eccetera, deve fare in modo che non ci si ponga in maniera piccola il problema della valutazione, dell'ANVUR, delle cose, ma volare alto senza appunto queste cadute che da alcune parti sono state segnalate. Ci sono altri interventi?